Presidente è lui. Sì. Intanto un buongiorno a tutti. Un ringraziamento particolare ai rappresentanti delle forze dell'ordine, Sua Eccellenza il Prefetto e ai tanti amici che vedo qui in aula. Io sinceramente partirei con un minuto di rumore, perché secondo me è giusto e ne vale la pena. Bene, grazie, ma secondo me era giusto partire così. Intanto un benvenuto, un ringraziamento sincero a tutti, un ringraziamento particolare all'amica e collega Milena Cecchetto che ha voluto questo momento di riflessione ospitato proprio qui a Palazzo Ferrofini, la casa di tutti i veneti e un luogo secondo me emblematico. Un grazie anche sincero al sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari che interverrà da remoto, nonché in molti relatori odierni qualificati e qualificanti. E mi scuso se non vi cito tutti, ma il tempo è tiranno. Vi unisco a tutti nel ringraziamento a Gino Cecchettin che è qui con noi e grazie al quale non solo la memoria di Giulia è viva, ma è diventata un punto di riferimento di tante donne che hanno trovato il coraggio di rompere la prigione del silenzio, denunciando gli abusi subiti, contribuendo così a diffondere e sviluppare quella battaglia di civiltà che Gino Cecchettin, nel nome di Giulia, ha saputo rilanciare con rara efficacia in questo anno. Lo scorso martedì 19 novembre il Consiglio regionale Veneto ha affrontato l'importante proposta della collega Vanessa Camani, presidente del gruppo del PD in Consiglio, per la costituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza alle donne. Un dibattito intenso che ha avuto momenti contraddittori e anche censurabili, mi permetto di dire, ma che ha conosciuto anche la coraggiosa testimonianza della collega Silvia Cestaro, che io ringrazio sinceramente. Dio conta le lacrime delle donne, dice il Talmud, e questa affermazione, che peraltro riconosce implicitamente la sofferenza spesso silenziosa e invisibile che le donne hanno sopportato attraverso i secoli, fa riflettere. La società ancora oggi non vede o sceglie di ignorare i dolori delle donne, la profondità della loro resilienza. Le loro lacrime rappresentano non solo dolore ma anche forza, capacità di sopportazione e di trovare un significato nonostante le ingiustizie. Esse trasformano il dolore in una richiesta di giustizia, una richiesta che necessita di atti e azioni concrete. La vera forza di una società si misura non dal grado di controllo che esercita sui suoi membri più vulnerabili, ma dalla libertà e dalla sicurezza che garantisce a tutti. Ogni volta che una donna subisce violenza, che sia fisica, psicologica o anche istituzionale, è l'intera società ad essere sconfitta. Nel preambolo della Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU leggiamo che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia, della pace nel mondo. Non può esservi pace se si viola il diritto alla libertà e alla sicurezza delle donne. Bisogna dare concretezza a questo impegno civile e con questo spirito lo scorso 5 marzo sono stato promotore e relatore della deliberazione con cui si istituì quell'ufficio di presidenza, appunto, il premio Giulia Cecchettin per la miglior tesi di laurea magistrale in lingua italiana in materia di femminicidio e violenza di genere, concretando così la volontà dell'intera Assemblea legislativa regionale che il 5 dicembre 2023, con, devo dire, rara efficacia e tempestività, all'unanimità aveva approvato la risoluzione 109
per rafforzare le iniziative per contrastare ogni violenza e discriminazione di genere, premio di cui poi parlerà il segretario generale Valente per gli aspetti tecnici e operativi, approvati ieri dall'ufficio di presidenza della nostra Assemblea legislativa. Questo premio, che si somma ad altri promossi dall'Ordine delle Psicologhe e dei Psicologi del Veneto, oltre che iniziative avviate dalla stessa Università di Padova in collaborazione con Invitalia, mira a promuovere la ricerca su una problematica complessa, spesso trascurata, in troppi casi rimossa dall'opinione pubblica, incentivando gli studenti a sviluppare tesi e lavori che possano contribuire alla comprensione e alla prevenzione del fenomeno, arricchendo la letteratura scientifica in ambiti multidisciplinari. È altresì importante sottolineare come questi studi devono giungere a supporto e sostegno delle scelte di prevenzione e deterrenza che la politica è chiamata a fare in materia, che sappiamo tutti essere estremamente complessa, perché, come ammoniva Pierpaolo Pasolini, non si lotta solo nelle piazze, nelle strade, nelle officine, o con discorsi, o con gli scritti, o con i versi. La lotta più dura è quella che si svolge nell'intimo delle coscienze, nelle strutture più delicate dei sentimenti. Non da ultimo poi sottolineo la necessità di divulgare questi studi, facendoli uscire dall'ambito accademico per diventare patrimonio culturale di tutti. Abbiamo bisogno di una informazione sempre più incisiva e culturalmente solida, perché il nemico che abbiamo davanti è forte grazie al silenzio e all'ignoranza. Il termine violenza etimologicamente ha la sua origine nel sostantivo vis, forza, tratto dal latino del proto-indoeuropeo, con una radice che significa sopprimere, perseguitare. La parola violenza rimanda a un potere distruttivo che non contempla l'altro se non come annientamento. La violenza contro le donne non è un fenomeno isolato o accidentale, si manifesta in prevalenza in ambito purtroppo familiare o affettivo, non senza talvolta manipolazioni subdole, un vero e proprio lavaggio del cervello, la cui finalità è assoggettare la persona alle esigenze e richieste dell'abusante, poiché le vittime, quando perdono la loro autonomia, autostima e dignità, tendono ad assumere un ruolo passivo e ad accettare la violenza. Questa violenza è frutto di una subcultura che abbiamo visto, citando il Talmud, che per secoli ha giustificato la supremazia maschile, normalizzando il controllo e l'oppressione. Questo sistema non solo riduce le donne a oggetti di possesso, ma insegna ad alcuni uomini che dominare è un diritto naturale. È fondamentale riconoscere che questa subcultura profondamente radicata non è solo una questione privata o individuale, ma è una struttura sociale che si riproduce nelle parole, nei gesti e persino nelle leggi. Quando accettiamo battute sessiste, giustifichiamo atteggiamenti aggressivi o minimizziamo il valore della voce di una donna, stiamo alimentando questa cultura. Quando non contiamo per noi primi le lacrime di una donna, alimentiamo un modello aberrante. Decostruire questo modello arcaico significa mettere in discussione abitudini, linguaggi e comportamenti che molti danno per scontati. Significa insegnare ai nostri figli e figlie, agli amici e ai colleghi nelle scuole e nelle università, come nei luoghi di lavoro e di aggregazione sociale, che il rispetto non è un'opzione, ma la base di qualsiasi relazione. Fino a quando tollereremo queste dinamiche, continueremo a vivere in una società dove la violenza è vista come inevitabile. Ecco perché ho citato il preambolo della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, punto imprescindibile per affrontare questa barbarie atavica, che è alla base del femminicidio, della violenza sulle donne. Concludo dunque ringraziandovi per la pazienza che mi avete ascoltato, augurando a tutti una mattinata densa di suggestioni e idee che devono essere diffuse e condivise in tutti gli strati sociali. Grazie ancora per la vostra presenza e adesso cedo la conduzione a chi lo sa fare molto meglio di me in questi casi. Grazie al Presidente Ciambetti per aver aperto questa mattinata. Io ringrazio Milena Cecchetto perché mi ha chiesto di venire a moderare questo importante incontro che mette veramente in rete tantissime persone, tantissime autorità, fa il punto della situazione nel vero senso della parola. Io voglio subito passare la parola all'assessore regionale alla sanità sociale Manuela Lanzarin, alla quale cedo volentieri il microfono.
Sì, buongiorno. Io porto i saluti della regione, del presidente della giunta regionale, del presidente Luca Zaia, questo momento importante di confronto e di dibattito. Ringrazio la collega Milena Cecchetto per aver voluto appunto questo momento. Un momento che sicuramente, come sappiamo, non si può esaurire in prossimità oppure contemporaneamente con la giornata del 25 novembre che abbiamo ricordato lunedì, ma che si deve ricordare ogni giorno con singoli interventi, con gesti quotidiani. Qui oggi è presente il grande mondo che si occupa oggi di violenza contro le donne, è presente la rete trasversale, una rete fatta da centri antiviolenza, sportelli, case rifugio, forze dell'ordine, mondo della scuola, ordine degli avvocati e altri componenti del terzo settore e del mondo del volontariato. Oggi sicuramente abbiamo un'infrastruttura presente che dobbiamo continuare a rafforzare in Veneto. Ricordo i 26 centri antiviolenza, i 41 sportelli, le 31 case rifugio. Ricordo i tanti interventi ed è il momento anche per ringraziare i tanti operatori, le tante persone che all'interno di queste strutture operano, che mettono in pratica quella che è una presa in carico, un accompagnamento quotidiano. Sappiamo che quando parliamo di violenza i numeri sono numeri importanti che hanno visto anche il nostro Veneto crescere in maniera molto forte, li abbiamo ricordati proprio durante il 25 di novembre, ma anche durante la discussione che c'è stata in quest'Aula con l'istituzione dell'osservatorio. Abbiamo capito bene che oggi c'è una situazione che impone a tutti noi la massima attenzione, impone a tutti noi una cultura dell'ascolto principalmente e del rispetto che deve essere poi messo in atto in ogni singola forma. Oggi sicuramente noi siamo chiamati a mettere in atto tante iniziative. La maggior parte delle iniziative sono iniziative che vi vedono tutti coinvolti, penso alla formazione continua che stiamo facendo e che abbiamo ripreso con tutti gli operatori, da quelli dei pronto soccorsi fino a quelli dei territori, quindi che coinvolgono poi i medici di medicina generale, le farmacie, insomma tutto il mondo trasversale anche delle nostre comunità, perché percepire i segnali e poi a poter ascoltare, poter indirizzare diventa fondamentale, anche con l'avallo di tutte le altre componenti, anche quelle delle forze dell'ordine. E poi chiudo poi anche con l'informazione, la consapevolezza, il linguaggio, e credo che anche oggi parleremo di questo. Il linguaggio che dobbiamo usare, l'informazione, la sensibilizzazione trasversale che noi dobbiamo mettere in campo. Credo che l'esperienza della Fondazione che noi potremmo avere con l'impegno, il grande impegno di Giulio Cecchettin sia fondamentale e vada in questa direzione assieme a tante altre iniziative. Quindi il mio vuole essere veramente un ringraziamento. Oggi qui vedo tanti operatori, vedo tanto mondo del volontariato per il vostro impegno quotidiano. Io credo che solo lavorando in rete, in sinergia, potremmo dire di fare un passo in avanti rispetto a questa che è una vera e propria piaga sociale, ma il passo in avanti lo dobbiamo fare ogni giorno nella nostra quotidianità, con gesti anche molto, diciamo, semplici, a volte banali, ma che mettono in evidenza quindi il rispetto, la cultura del rispetto, dell'ascolto e il senso di comunità. Io mi scuso perché purtroppo dovrò scappare subito perché mi aspetta un incontro a Roma al Ministero della Salute, ma ci tenevo a portare il saluto della Giunta regionale e soprattutto ringraziamento per quello che ognuno di voi singolarmente sta facendo rispetto a questa materia. Nel ringraziare l'assessore Lanzarini e nell'augurarle buon viaggio ovviamente,
Vogliamo adesso collegarci con il sottosegretario del Ministero della Giustizia, Andrea Ostellari. Abbiamo parlato di parole, abbiamo parlato di impegno. Il presidente Zaia parla sempre di numeri, 1500 donne che arrivano in pronto soccorso in Veneto per violenze, di cui solo 500 denunciano, quindi c'è un problema. E penso che oggi sia anche l'occasione per sviscerarlo e per capire quali sono le azioni da fare, da quelle di sicurezza a quelle di educazione e sensibilizzazione. Io non so se abbiamo il collegamento, dovrebbe esserci il sottosegretario, non è ancora arrivato, è ancora in commissione. Quindi sì. Vogliamo subito, prima di dare la parola a chi ha voluto questo incontro, il consigliere Milena Cicchetto, vedere un video. Io tra l'altro ho visto questa sorta di monologo a due all'Arena di Verona in occasione di una Nessona 100.000. Loro sono Anna Foglietta e Massimo Cagliazzo e ci raccontano quello che è la denuncia di una relazione tossica. Hanno preso ovviamente pezzi di questi brani che reciteranno da fonti appunto della polizia postale e quindi vogliamo aprire il dibattito anche tramite questo video. Sono Anna, ho 45 anni. Sono manager presso una grande azienda, ho un figlio di 9 anni e sono separata. Sono Massimo, sono un radiologo, non ho figli e sono single. Ho conosciuto Massimo su Instagram, è un ragazzo molto giovane, più giovane di me, intelligente, sensibile, mi ascolta, con lui mi sento protetta. Sono in relazione con Anna da 2 mesi, sto benissimo. C'è tanta chimica, più passa il tempo, più sento il bisogno di stare con lei. Mi sono innamorata come una ragazzina. La sento mia. Senti, che dici se più tardi passo da te così ti porto il telefono nuovo? Ma perché il mio fa così schifo? No, che c'entra? Stavo camminando, t'ho pensato, te l'ho preso, così magari possiamo avere le password condivise. E poi a mio figlio che cosa gli dico? Se vede che cambio il telefono anche se è nuovo, come glielo spiego? Che gli devi spiegare? Ho fatto una cosa per te, apprezzala, no? No, ma non è che io non lo apprezzo. Vabbè, Anna. Scusami se ho insistito. No, scusa tu, è che mi faccio troppe paranoie. Così posso sapere sempre dove sta. Sto più tranquillo. Così può vedere sempre dove sto. Mi sento al sicuro. Ma come mai non c'è al solito bar a pranzo? Ah, non lo so, è chiuso, boh. Ah, sicura? Certo. E da mandami una foto che mi manca. Aspetta. Fatta? T'è arrivata? Sì, però vorrei vedere come sei vestita. Ah, e allora aspetta un attimo che esco. Perché? Perché qua mi vergogno, dai, mi conoscono tutti. Di che ti vergogni? Non lo so, mi sento una stupida a farmi le foto da sola. Cioè, tu ti senti stupido a farti le foto per me? E poi tutti chi? Vabbè, ho capito, sto venendo da te. Oggi avrei dovuto lavorare, però non lo so, quando mi parla così non riesco a dirgli di no. Ma che vuol dire si vergogna? E poi sembra che tutti sono più importanti di noi. Sì, hai ragione, scusami. Anna, quando ti chiamo devi rispondere subito. Sì, lo so, hai ragione, scusa, solo che ero in riunione col capo marketing. E chi è questo, mo? E te l'ho detto, il capo marketing, non potevo E io che ne so che è la verità? Ma la localizzazione lo sai sempre. Anna, che c'entra? Per me potresti essere in una stanza a fare chissà che cosa con chissà chi. Non si fida di me. Non capisci che lo faccio perché l'amo. Ultimamente è cambiato. Dove cazzo sei? Sono 2 ore che giro come un coglione, dove sei? Sono alla festa con Chiara. E perché ti ho tua localizzazione? Perché non prendeva il telefono. Dici la verità, si fa zoccola in giro le tue amiche. Ma come ti permetti? Come mi permetto? Perché non mi riesci a dare quello che ti chiedo? Io ti do pure troppo. La verità è che non apprezzi nulla, Anna. Senti Massimo, forse è il caso di farla finita. Ma che dici? Che stai dicendo? Succede un macello, tu non ti rendi conto, ti faccio pentire di quello che dici. Ma che fai? Mi denunci? Ma che vuoi fare? Ti stai approfittando di me? Smettila perché io vado alla polizia. E che mi dice la polizia? Lo denuncio perché mi ama. Ma perché tu mi ami? Ok! Ok, Anna, ok. Allora sai che facciamo? Prendiamo le tue foto e le mettiamo in rete, così tutti quanti vedono che schifo di donna sei! Non posso crederci. Io sono una professionista. Sono una donna indipendente. Adesso mi vergogno così tanto. Mi ha denunciato. Le donne oggi non sanno quello che vogliono. Se stai con me, non puoi pensare di fare come ti pare. Non ci arriva. T'avevo chiesto di non chiamarmi più. Amore, che mi manchi. Amore, hai buttato tutte le mie foto in rete. Vabbè, però ti avevo avvisato, no? Colpa tua. Mi hai rovinato la vita. Ora siamo pari, no? Tu sei un mostro.
Ti sei morta. No, Troppo ti prego. Troppo No. tardi. No, non è troppo tardi. La violenza contro le donne da parte degli uomini è trasversale e si caratterizza per una serie di dinamiche ricorrenti. Se anche tu sei in una relazione tossica puoi salvarti. Se anche tu hai un uomo che ti controlla, quello non è amore. Chiamate il 1522. E rivolgetevi al centro antiviolenza più vicino. Grazie. Grazie. Un grande applauso per Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo. Queste sono immagini e parole che sicuramente fanno molto male, ma penso che ogni donna possa essersi ritrovata in qualche modo in queste parole. E con questo io voglio passare la parola a Milena Cecchetto, consigliere regionale, che appunto ha voluto questo incontro e ha voluto mettere in sinergia, in rete, tante persone, tante associazioni, forze dell'ordine, realtà che possono lavorare veramente perché appunto non ci siano episodi di questo genere. Buongiorno a tutti, è un vero piacere vedervi così numerosi qui oggi per questo evento. Permettetemi di porgere un sentito ringraziamento a tutti gli autorevoli ospiti che hanno voluto essere presenti per sostenere con il loro tempo e le loro testimonianze questo piccolo contributo ad una grandissima causa. Sono così tanti coloro che hanno voluto aderire a questa mia iniziativa che nel pensarli ad uno li vorrei ringraziare con un grande abbraccio virtuale. Il mio ringraziamento più profondo lo devo riservare a Gino Cecchettin per aver risposto immediatamente e positivamente al mio invito e che continua con una forza innaturale a raccontare la tua tragedia, la sua tragedia, quella della sua famiglia, per aiutare a salvare anche solo una ragazza, una donna in più. Grazie, signor Cecchettin. Gli autorevoli relatori che mi hanno preceduto e che interverranno dopo queste mie brevi considerazioni porteranno il proprio punto di vista e una propria analisi, pur difficile che sia, su una realtà purtroppo inquietante, che dall'inizio dell'anno, del 2024 ad oggi, ha visto la morte di quasi 100 donne. Qualcuno continua a definirla emergenza. E mentre gli esperti si confrontano per cercare le spiegazioni sociali, psicologiche, dietro a questo inarrestabile massacro, io non riesco a togliermi dalla testa altre definizioni, come ecatombe, strage, sterminio. Come rappresentante politica e soprattutto come donna, invece, a me spetta il dovere civile e morale di creare momenti come questo per parlarne, analizzare i punti più importanti e costruire iniziative legislative e non per far arrestare questo odioso fenomeno. La politica, come sapete, spesso si divide, genera contrapposte ideologie, dichiarazioni, posizioni. Sulla violenza contro le donne però sono fiera di dire che questo Consiglio regionale ha dato una chiara, fortissima e soprattutto unanime dimostrazione di pensiero. Basti vedere la presenza oggi delle colleghe e dei colleghi che ringrazio, di ogni colore politico. La proposta della collega Camani, che vi relazionerà più tardi, è stata approvata in tempi rapidissimi e all'unanimità e oggi la Regione del Veneto ha un osservatorio regionale sulla violenza di genere. Questo è ciò che serve a tutti i livelli, superare le divisioni, unirsi e reagire per sconfiggere questo cancro chiamato violenza sulle donne. Ma la strada da percorrere è ancora lunga e tortuosa. Troppe giovani come Giulia non potranno mai assaporare il piacere di essere amate ed amare e tante donne non conosceranno mai la soddisfazione di conoscere una nuova persona perché l'ultima è stata il loro assassino. Noi oggi parliamo delle donne uccise per mano dell'amore, ma non sapremo mai quante donne soffrono in ogni istante, sempre per quell'amore malato che le picchia, le umilia, le violenta nel fisico e nell'animo. Ed è su questo che credo sia inderogabile aprire delle profonde riflessioni in ordine al monitoraggio dei cosiddetti segnali deboli. Quando le donne impaurite si rivolgono alle forze dell'ordine, ai mezzi a disposizione delle forze dell'ordine per intervenire e controllare i potenziali violenti, alla celerità dei procedimenti giudiziari nei confronti di chi si macchia di questi orridi reati. È necessario alzare il livello di efficacia della prevenzione, ma gli strumenti giuridici operativi devono necessariamente trasformarsi per essere all'altezza di questa sfida.
Il video che ha preceduto il mio intervento mi è stato mandato qualche settimana fa e da allora accompagna i miei pensieri e le mie giornate. Uno spezzone di vita reale. Ma come quando succede una disgrazia a qualcuno che conosciamo, pensiamo sempre un po' inconsciamente, tanto a me non capiterà. E invece è proprio questo il punto. Può capitare ad ognuna di noi in ogni momento e a qualsiasi età. E noi donne dobbiamo capire che quell'amore malato può essere chiunque, il ragazzo malandato e scampato di casa, ma anche e soprattutto il ragazzo, l'uomo più tranquillo, cordiale e dolce di tutti, con una famiglia sana, un'educazione valida, bravo a scuola e magari anche un amico di famiglia di lunga data. Noi donne dobbiamo capire che un amore malato non guarirà mai, basta fare l'infermiere. Non basteranno le scuse, perché alle azioni violente ogni volta seguiranno le scuse, e ancora scuse, e ancora scuse. La violenza non è solo fisica, ma è anche verbale e psicologica, quella che logora dentro la donna e la fa sentire sbagliata. Ed è qui che noi, politica, dobbiamo intervenire. Noi siamo istituzione, siamo legge e dobbiamo dare gli strumenti alle donne per non sentirsi sole e per far trovare loro il coraggio di dire basta. Io non ho figli, ma Giulia sarebbe potuta esserlo e non posso immaginare il dolore di papagino, il vuoto che si prova quando ti manca la terra sotto i piedi. Permettetemi una chiosa prima di concludere il mio intervento. La moglie che perde il marito è una vedova. Il bambino che perde i genitori è un orfano. Ma la mamma e il papà che perdono il proprio figlio o figlia, cosa sono? Nella nostra cultura è un concetto così sacro da non trovare rappresentazioni in una unità lessicale specifica. È troppo grande il dolore per contenerlo in un'unica parola. È per tutti i Gino che dobbiamo combattere. È per tutti quei figli che hanno visto uccidere la propria madre davanti ai propri occhi che dobbiamo perseverare. È per tutte le Giulia che siamo qui, perché al posto suo poteva esserci Milena, poteva esserci Valentina, poteva esserci Gloria, poteva esserci Silvia. Ognuno di noi a qualsiasi età e con qualsiasi buon uomo. Grazie a tutti. Grazie a Milena Cecchetto, tra l'altro appunto questa parola che manca, lo diceva anche Papa Francesco poche settimane fa, un dolore che non è veramente raccontabile in parole. E aggiungo un'altra cosa perché vengo da un incontro ieri in cui si parlava proprio di violenza economica anche, quindi aggiungo anche questo perché ci sono dei numeri abbastanza importanti. Il 53% delle donne in Italia non ha un conto corrente e una donna su 6 ha un conto cointestato. Anche questa è un'emergenza e anche questo fa parte, anzi la violenza economica a volte proprio sono i primordi di quella che può essere poi una successiva forma di violenza. Io non so se il sottosegretario Stellari c'è, è ancora in commissione, quindi lo aspettiamo e procediamo con la scaletta e quindi io sono veramente felice di poter dare la parola a Gino Cecchettin, papà di Giulia e presidente della Fondazione Giulia, al quale cedo la parola per questo nostro incontro. Buongiorno a tutti e a tutte. Grazie di questo invito che mi vede nuovamente lusingato e anche fortemente commosso. Tra l'altro mi avete messo in una condizione di tranquillità dicendomi che questo è il posto del Presidente Zaia. Quindi. Ecco, io non ho preparato nessun discorso, parlerò con il cuore come spesso mi capita di fare in questi giorni. E volevo dire una cosa sola, sarò brevissimo. Voi quel video che adesso avete visto, sicuramente avrete visto delle parti della vostra vita, magari sia che voi siate maschi o femmine, avrete visto un qualche quadro che vi ha ricordato un episodio della vostra vita, da conquistatore o da conquistata. In alcuni momenti, fino a un certo punto, sembra quasi una bella storia. Poi la storia si aggrava. Ecco, io ho vissuto tutta la storia, da genitore, da spettatore, però io sono arrivato alla fine di questa storia ed è per questo che mi sono commosso, perché
le ultime parole del ragazzo che diceva tu sei morta, nel mio caso è diventata realtà. Ecco, cercate di empatizzare un po' con questa storia e di fronte ad alcuni problemi basta solo empatizzare con la vittima, non serve venirne a conoscenza. E io mi dolgo per tutte le volte che leggevo di femminicidi e giravo pagina. Non mi mettevo neanche nell'ordine di idee di capire cosa significasse, perché dietro c'è una vita spezzata, c'è una famiglia che piange e da uomo mi dolgo del fatto che solo ora mi rendo conto tutto il dolore che quella famiglia attraversa. Ed è per questo che ho trovato la forza di dire no, se anch'io, persona per bene, tutto sommato, che aveva un lavoro, una famiglia, non recepivo appieno quello che fosse la portata del problema, adesso che ho le forze di poterlo fare, ho la coscienza di poter capire cosa significa, devo fare qualcosa. E forse qualcosa la stiamo facendo. Il minuto di rumore mi ha altresì commosso perché è nato come un gesto rivoluzionario, benché all'interno di una sfera molto civile, anziché dare sfogo alla violenza, si produce un suono al contrario di un silenzio, che significava, nella versione originale, facciamo qualcosa. Ecco, se quel facciamo qualcosa è arrivato qui, nella stanza dei bottoni delle istituzioni, significa che abbiamo fatto un grande passo e le istituzioni, le forze dell'ordine si sono unite a questo minuto di rumore, significa che anche loro capiscono che è arrivato il momento di fare qualcosa. Grazie a tutti del vostro impegno. È un impegno che secondo me è civile, non deve andare oltre qualsiasi tipo di ideologia, perché le relazioni interpersonali sono alla base. Su quelle si costruiscono poi tutte le relazioni che vengono dopo, le relazioni di lavoro, le relazioni dettate dalle ideologie politiche, ma alla base ci sta il rispetto reciproco, qualunque sia l'ideologia. E io vorrei fare proprio questo come appello. È il momento di mettere da parte le ideologie, mettere da parte i pensieri che si fanno dati da quelle che sono il credo, che sia religioso, che sia politico, che sia anche solo di qualsiasi tipo di credo che possa creare un qualche tipo di preclusione, di supponenza. Mettetelo da parte. Siamo esseri umani e come tali ci sono delle cose che vanno oltre. Il rispetto reciproco è sicuramente uno di questi. Il valore per la vita è fondamentale e da lì bisogna iniziare per costruire una relazione nuova. Io sono contento che si inizi a parlare, perché parlare, quando arriviamo a questo punto, significa dare coraggio alle donne che non hanno i mezzi, non hanno la forza per poter denunciare il suo aggressore, perché si vergognano, perché hanno paura per i figli, perché non hanno semplicemente una casa dove andare. E allora dobbiamo dare loro coraggio. Chi ha forza deve fare qualcosa. Come avete fatto rumore, io vi invito a fare qualcosa in più, quel passo in più che possa dare un aiuto concreto a chi soffre, perché stiamo parlando di gente che soffre. E se riusciamo a salvare le donne mettendole in una casa rifugio, considerate quello come un periodo transitorio, non è vivere quello. Le case rifugio non dovrebbero esistere in una società civile. Infine mi rivolgo ai maschi come me, e provate a fare solo un esercizio. Provate a mettervi dalla parte delle donne, fate finta di essere la vostra compagna, la vostra amata, la vostra fidanzata, in tutti i momenti della vostra vita che avete sperimentato un qualche momento sessista, qualche battutina, qualche segnale di violenza, qualche segnale di prepotenza. Ecco, provate
a recepirlo come vostro, subirlo. Ecco, provate a fare questo esercizio, sicuramente sarà difficile perché ovviamente noi siamo nati maschi ed è difficile entrare nella mentalità delle donne, però provate a farlo. Le battutine che noi stessi avremmo fatto sicuramente in tutta la nostra vita, nessuno si esime dal non essere scevro da qualsiasi battuta misogina, l'avremmo sicuramente fatta. E provate a vedere cosa vi sovviene come sentimento. Ecco, questo è quello che le donne sperimentano tutti i giorni della loro vita. Concludo con un ringraziamento a tutti quelli che stanno prodigando per fare qualcosa, alle istituzioni. Ci sono, si sentono, si stanno facendo vive, però abbiamo appena fatto il primo passo e da qua in poi ne dovremo fare molti altri. Grazie ancora. Grazie a Gino Cecchettin soprattutto perché sta parlando, sta facendo rumore ed è sicuramente un esempio per tutti noi perché come giustamente ha detto ognuno di noi può fare qualcosa, donne, uomini, anche nel proprio piccolo ed effettivamente noi donne abbiamo sempre paura di qualcosa anche quando camminiamo per strada, la battutina c'è sempre, arrivando qui oggi ne ho trovati 2 e mi sono dette ma è possibile che ogni volta non si possa camminare in santa pace ed essere tranquille. Quindi è una cosa veramente che succede ogni giorno. Apriamo adesso il tavolo dopo i saluti istituzionali, poi magari ci collegheremo con il sottosegretario Stellari appena sarà disponibile e andiamo un po' a vedere quello che è lo spaccato di quello che effettivamente si sta facendo a tanti livelli nella regione del Veneto. E voglio subito aprire e passare la parola a Roberto Valente, segretario generale del Consiglio regionale. Grazie, si sente? Con l'istituzione del premio Giulia Cecchettin per la migliore tesi di laurea magistrale in materia di violenza di genere e di femminicidio, istituito con deliberazione numero 12/2024 dell'Ufficio di Presidenza, l'Assemblea legislativa del Veneto conferma il proprio impegno per promuovere sul piano culturale e sociale la piena parità tra uomo e donna e per prevenire forme di sopravvivenza inaccettabili, di stereotipi di sopraffazione maschilista e di culture patriarcali. Va ricordato che già nel primo statuto regionale del 1970, con le prime leggi di promozione dei servizi sociali e di tutela della famiglia e della maternità, adottate nella prima e nella seconda legislatura, e con l'istituzione della Commissione regionale per le pari opportunità nel 1978, il Consiglio regionale del Veneto è intervenuto tra i primi in Italia, con specifiche iniziative per promuovere una cultura di parità, di rispetto e promozione della piena dignità delle donne. E da ultimo, ad integrazione della legge regionale 5/2013, interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Come ha ricordato il Presidente del Consiglio regionale, il Consiglio ha istituito il 19 novembre scorso, con voto unanime, l'Osservatorio regionale contro la violenza sulle donne, nato proprio sulla spinta emotiva e culturale generata dall'assassinio di Giulia. Sin dalle sue origini, quindi, 54 anni fa, la Regione del Veneto, in particolare la sua Assemblea legislativa, coerentemente con i principi fondamentali della Costituzione italiana, l'articolo 3, e dello Statuto regionale, all'articolo 6, lettera C, vorrei ricordare che cita, riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna. La Regione quindi crede che la prima battaglia da affrontare sia sul fronte culturale. Sole parole a dare forma ai pensieri ed esprimere modelli di vita,
e di relazioni. Approfondire le radici del nostro linguaggio, analizzare gli schemi del pensiero, studiare le forme del nostro stare insieme e dei rapporti interpersonali rappresenta il primo passo per acquisire consapevolezza, individuare subculture, disvalorizzazione delle persone e innescare processi di cambiamento. L'apporto che scuola e università possono dare nel promuovere questa nuova consapevolezza collettiva che coinvolga ragazzi, giovani, adulti, maschi e femmine in ogni ambito della vita sociale è fondamentale e insostituibile. Per questo il Consiglio regionale del Veneto ha deciso di rivolgere la prima iniziativa mirata di studio, analisi, ricerca contro la violenza di genere proprio agli studenti e al mondo accademico. Il premio di laurea Giulia Cecchettin intende consolidare la singolare ondata di partecipazione emotiva e di reazione collettiva di condanna del femminicidio di ogni forma di violenza contro le donne che ha coinvolto il Veneto e l'intera Italia. Una reazione corale, innescata dalla personalità cristallina e generosa di Giulia e dalla forza morale dei suoi familiari, in particolare del papà Gino, la sorella Elena, che hanno saputo trasformare il loro dolore in un appello alla consapevolezza collettiva che sta interpellando l'intera società e ha messo in moto un ampio dibattito e una reazione culturale contro strutture e dinamiche di violenza di genere che rendono ancora lontano l'obiettivo della vera parità tra i vari sessi. Intitolando a Giulia il primo bando regionale di concorso rivolto al mondo accademico in materia di studio e analisi del fenomeno di femminicidio e di contrasto alla violenza di genere, il Consiglio regionale ha inteso valorizzare la specifica e qualificata missione di laboratorio culturale dell'università, autentico motore di sviluppo, cambiamento e innovazione sociale, e mettere al centro l'apporto che scuola, mondo della formazione e atenei possono dare nel promuovere una società inclusiva, rispettosa, che riconosca le differenti identità e promuova pari opportunità per tutti, uomini e donne. In occasione della giornata internazionale dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, con mia lettera ho dato avvio ufficialmente al bando di concorso per l'assegnazione del premio intitolato a Giulia Cecchettin per la migliore tesi di laurea magistrale sulla violenza di genere. Il bando, come deliberato delibera dell'ufficio di presidenza, sarà aperto da oggi, 28 novembre 2024, fino all'8 marzo 2025. Vi potranno partecipare quanti abbiano presentato e discusso una tesi di laurea magistrale in lingua italiana nel periodo riferito agli anni accademici 2023 e 2024, 2024-2025 entro la data del bando, sul fenomeno della violenza di genere sia in contesto veneto che in quello nazionale, esplorandone le cause socioculturali, le conseguenze psicologiche e sociali, le politiche di prevenzione e di intervento, le strategie di sensibilizzazione pubblica, preferibilmente con un approccio interdisciplinare che coniughi prospettive legali, sociologiche, economiche, psicologiche e storiche. Il premio previsto sarà pari a 7.000 euro, all'ordo delle ritenute fiscali previste dalla legge. Gli elaborati saranno valutati da una commissione esaminatrice istituita con delibera dell'ufficio di presidenza numero 82 del 2024, che sarà presieduta da me, segretario generale del Consiglio regionale del Veneto, in qualità di garante e rappresentante dell'organizzazione consigliare, e sarà composta dalle 7 donne dirigenti dell'Assemblea legislativa del Veneto, che vorrei enunciare. La dottoressa Paola Rappo, dirigente capo servizio amministrazione bilancio e servizi informatici. La dottoressa Rossana Ceci, dirigente capo servizio di vigilanza sul sistema sociosanitario. La dottoressa Sara Carraro, dirigente dell'ufficio risorse umane. La dottoressa Carla Combi, dirigente dell'ufficio attività istituzionale. L'ingegnere Silvia Cagnin, dirigente dell'ufficio tecnico e facility management delle sedi e sicurezza. La dottoressa Nicoletta Martorana, dirigente dell'ufficio assistenza segreteria generale del Consiglio delle Autonomie Locali.
la dottoressa Viviana Schiavo, dirigente di progettazione legislativa, assistenza commissione assemblea e di assemblea, affiancate poi dal responsabile del servizio attività e rapporti istituzionali, dottor Alessandro Rota, in qualità di segretario della commissione stessa. In merito a ciò mi sia consentito ringraziare l'ufficio di presidenza, che con questa deliberazione ha accolto la mia proposta, che è un segno mio personale di ammirazione, riconoscenza, gratitudine e profonda stima per il lavoro encomiabile di queste signore colleghe, così come tutte le lavoratrici di questo Consiglio regionale, che svolgono quotidianamente in questo Consiglio senza sottrarsi ai loro compiti altrettanto importanti della loro vita privata. La composizione stessa della commissione esaminatrice intende essere uno specchio del concreto impegno di questo Consiglio nell'affermare la dignità ed i diritti delle donne e della piena parità dei generi, in coerenza con la propria identità di assemblea legislativa, impegnando, come ho detto in premessa, sin dalle sue origini ad applicare i principi della Costituzione e dello Statuto regionale e del diritto internazionale di organo pubblico che persegue la piena parità di genere nelle professioni e nelle carriere. Va ricordato che l'organigramma del Consiglio regionale del Veneto conta attualmente 224 dipendenti, di cui il 55% sono donne. 14 sono gli incarichi dirigenziali, di cui la metà sono ricoperte dalle donne. Io quando sono entrato nel 1989, su 20 dirigenti c'era una donna sola. E 36 incarichi di elevata qualificazione, 18 dei quali conferiti a donne. Sono numeri che confermano che in Consiglio regionale, in virtù di scelte politiche e gestionali anticipatrici delle moderne politiche attive di parità, lo sviluppo delle carriere non è basato su stereotipi di genere, ma sulla valorizzazione delle competenze e che l'Assemblea legislativa è storicamente impegnata a riconoscere, a promuovere il protagonismo delle donne e una società inclusiva, fondata su processi di alleanza, cooperazione tra persone, generi e generazioni. Anche il livello di benessere organizzativo percepito dalle lavoratrici e dai lavoratori del Consiglio Veneto è elevato. Lo dicono gli esiti delle survey realizzate annualmente, ma un po' più lo confermano i comportamenti delle persone che possono accedere alla porta sempre aperta del vertice dell'organizzazione e restituiscono l'immagine di un ente inclusivo che cerca di contrastare con ogni mezzo discriminazioni e comportamenti di svalorizzazione o subordinazione tra i sessi. I corsi di formazione realizzati su prevenzione di molestie e discriminazioni sui luoghi di lavoro, le campagne di sensibilizzazione e il codice di comportamento elaborati dal Comitato Unico di Garanzia e le buone pratiche di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro introdotte nell'organizzazione del Consiglio, grazie anche all'esperienza maturata nel periodo della pandemia, sono ulteriori tasselli della politica costante della dirigenza dell'Assemblea legislativa volta a valorizzare la ricchezza della differenza di genere e promuovere pari opportunità di accesso, crescita professionale. La commissione esaminatrice assegnerà il premio quindi a Giulia, intitolato a Giulia, in base al proprio giudizio insindacabile, valutando proposte pervenute seguendo i seguenti parametri: rigore metodologico, qualità e utilizzo delle fonti, chiarezza espositiva, originalità dei contenuti. La cerimonia di premiazione si svolgerà presso la sede del Consiglio regionale con la supervisione organizzativa del Comitato d'Onore del premio Giulia Cecchettin, composto dai membri dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa e dalle signore capogruppo consigliare e dai presidenti delle commissioni consigliari. Le tesi premiate potranno essere pubblicate sul sito internet istituzionale www.consiglioveneto.it e sulla rivista Diritto della Regione e su eventuali altri siti esplicitamente autorizzati in tal senso dall'ufficio di presidenza.
Il bando del concorso, pubblicato nel sito web del Consiglio Veneto, sarà diffuso in tutti gli atenei del Veneto e d'Italia e trasmesso ai maggiori istituti culturali di ricerca sociale. Mi auguro che questo premio, che nasce da un'istituzione storicamente impegnata nella formazione della parità di genere e della promozione di pari opportunità di accesso e di crescita professionale, possa essere un'iniziativa esemplare nella pubblica amministrazione e possa contribuire a rafforzare quel cambiamento culturale intergenerazionale necessario per costruire una società inclusiva, accogliente, che sia rispettosa dell'individualità e dell'apporto prezioso e insostituibile di ogni persona e possa valorizzare l'originalità e la specificità di ogni uomo e di ogni donna in un clima di dialogo, alleanza e cooperazione. Vi ringrazio tutti per la vostra attenzione. Grazie al segretario, grazie per quello che state facendo. Aggiungo una sottolineatura sulle parole che sono importantissime. L'ha citato prima, so che anche i miei colleghi giornalisti si stanno impegnando in questo, anche l'Ordine dei giornalisti, se ne è parlato in un convegno a Venezia dove vedo anche alcuni relatori presenti, sta lavorando proprio perché le parole pesano e sono un macigno spesso e bisogna dirle bene, soprattutto in questi casi. Dal premio di laurea all'osservatorio che abbiamo citato, e quindi io cedo la parola a Vanessa Camani, consigliere regionale. Consigliera, grazie. Lo dico al signor Cecchettin, un anno fa come oggi il corpo di Giulia è il nostro corpo. Un anno fa come oggi il sorriso di Giulia è il sorriso delle nostre figlie. E da un anno sentiamo tutti il dolore della famiglia Cecchettin come fosse la nostra famiglia. Per tenere insieme l'angoscia terribile di quei giorni e il bisogno incomprimibile di capire come sia potuto accadere e come possa continuare ad accadere, è nata l'idea di costruire dentro questo Consiglio regionale un osservatorio sulla violenza contro le donne. Un luogo nel quale poter dare un nome agli abusi, alle vessazioni, alle discriminazioni contro le donne che attraversano costantemente la nostra società per cercare insieme delle soluzioni concrete. Perché è innegabile che il patriarcato, inteso quale impalcatura sociale che relega le donne in posizioni subalterne e a ruoli predefiniti, è un tratto distintivo, definito della nostra cultura e della nostra società. Ed è ciò che rende e che ha reso socialmente accettabile la violenza fisica e psicologica che si scatena quando una donna per diverse ragioni sceglie di non adeguarsi a quei ruoli o a quel modello sociale che ci viene imposto. Non ci sfugge che mettere in discussione questa struttura sociale sia un cammino complicato, che produce reazioni e resistenze che in parte stiamo vedendo, ma ho l'impressione che il cambiamento sia in atto. A noi il compito di inclinare il piano sul quale può scivolare questo cambiamento, affinché anzi possa rotolare aumentandone l'intensità e aumentando la dimensione. In questo senso ringrazio la collega Milena che ha pensato a questo momento di riflessione tra noi e che ci costringe a fare i conti con i nostri doveri. Io penso che le istituzioni possano fare molto. Certo il patriarcato non lo possiamo cancellare con una legge, ma abbiamo il compito di chiamare le cose con il loro nome, di essere intransigenti su questo, di stimolare una riflessione collettiva e di costruire le condizioni affinché le soluzioni si possano trovare. Così è nata la proposta dell'osservatorio un anno fa, e che in questo anno ha camminato sulle gambe delle tante colleghe e dei tanti colleghi che insieme a me hanno pensato trasversalmente che potesse essere uno strumento utile e che potesse arrivare fino a qui. L'unanimità che abbiamo raccolto in aula sulla mia proposta, ma ancora di più la condivisione che si è sviluppata nella discussione, l'empatia, signor Cecchettin, che il Consiglio della Regione del Veneto ha approvato quel giorno, credo siano il segnale di una prima
conquista ottenuta. Perché tra le tante cose che abbiamo imparato in quest'anno da Giulia è che sarebbe sbagliato sostituire ad una guerra, quella degli uomini contro le donne, un'altra guerra tra le parti in campo. L'unanimità del Consiglio della Regione del Veneto vuole raccontare di una volontà comune, trasversale, di mettere nel mirino il nemico giusto, che non è l'antagonista politico-partitico, ma è la struttura sociale che impedisce alle donne di realizzarsi pienamente e di realizzare anche una società veramente paritaria e dunque più giusta. In questa discussione che ha visto l'approvazione della proposta di legge, che oggi è legge della Regione del Veneto, e nella individuazione dello strumento per costruire insieme il cambiamento, all'unanimità i capigruppo del Consiglio regionale, su proposta di Milena Cecchetto, hanno pensato di chiedere al signor Gino Cecchettin di presiedere in qualità di presidente onorario la prima istituzione del nostro osservatorio, perché pensiamo sia indispensabile costruire condizioni cambiando le regole del gioco. E in questo anno Gino Cecchettin ci ha aiutato a trovare la forza per cambiare le regole del gioco. Siamo tutti cambiati in questo anno e io penso che sia merito suo e merito di Giulia. Quindi ringrazio e ne approfitto già da oggi o ancora oggi tutto il Consiglio regionale per aver approvato la legge, il Presidente Ciambetti che ha guidato i lavori con serietà e rigore, e sono davvero orgogliosa di aver fatto parte di questo Consiglio regionale e di aver contribuito insieme a tutte le colleghe e a tutti i colleghi a rendere forse questa regione un posto dove si può avere qualche speranza in più. Grazie. Grazie a Vanessa Camani e io adesso passo la parola al tenente colonnello Giuseppe Pattaglia, comandante del reparto operativo Carabinieri di Venezia, e a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito a partecipare a questo importante convegno. La tutela delle donne contro ogni forma di violenza sicuramente rappresenta per l'Arma dei Carabinieri una priorità assoluta. L'Arma dei Carabinieri chiaramente su questo fronte è schierata ogni giorno con l'obiettivo innanzitutto di garantire una protezione adeguata a tutte quelle donne che subiscono condotte violente, vessatorie, soprusi di ogni genere, ma soprattutto sul campo della prevenzione per appunto cercare di prevenire determinate situazioni che potrebbero poi degenerare in epiloghi più tragici. E proprio a questo fine quello che viene costantemente monitorato è la situazione di quelli che sono i reati appunto che noi definiamo reati spia, reati sentinella, cioè quei reati che sono degli indicatori di una possibile violenza di genere. Quando parlo di reati spia mi riferisco, tra gli altri, soprattutto al reato di maltrattamento in famiglia, al reato di atti persecutori, alle violenze sessuali. In questi giorni, anche in ragione della ricorrenza della giornata del 25 novembre di celebrazione della giornata contro l'eliminazione della violenza di genere, sono stati ampiamente pubblicati sui giornali i dati del fenomeno della violenza di genere, che hanno fotografato una situazione che sicuramente non è una situazione confortante, avendo appunto registrato, per quanto riguarda tutta la tipologia di reati di cui ho appena detto, un aumento di tutti questi tre reati. Un aumento in termini di percentuali significativo. Questa situazione a livello nazionale è anche sovrapponibile alla situazione della Regione Veneto. Le percentuali sono sostanzialmente sovrapponibili per quanto riguarda gli aumenti di questo tipo di reato. Quindi questo da un lato sicuramente ci deve far riflettere e ci deve indurre a non abbassare mai la guardia, a mantenere la concentrazione sempre su livelli altissimi per quanto riguarda appunto l'operato delle forze dell'ordine.
ma da un altro lato questo dato di aumento di questi reati può anche essere letto, se vogliamo, e seppur in maniera parziale, in positivo, e cioè come una maggiore consapevolezza da parte delle donne della situazione di violenza che è subita, e quindi una maggiore propensione a rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare appunto le sofferenze patite, probabilmente anche incoraggiate dalle diciamo diverse e varie novelle legislative che in quest'ultimo periodo effettivamente hanno introdotto alcuni strumenti normativi e anche affinato altri strumenti normativi già esistenti, proprio da mettere a disposizione delle forze dell'ordine per garantire sempre un contrasto sempre più efficace di questa della violenza di genere. L'Arma dei Carabinieri, in sintesi, opera sostanzialmente su 3 assi strategici, possiamo definirli. Il primo è sicuramente quello della prevenzione e della repressione, ma oltre a questo asse mi preme evidenziarne un altro che merita altrettanta considerazione, e cioè l'asse della formazione del personale. Dicevo prima, il legislatore nel corso degli anni ha introdotto diversi strumenti da mettere a disposizione delle forze dell'ordine, ma è importante conoscere bene innanzitutto questi strumenti e soprattutto investire molto sulla formazione del personale, affinché appunto le diverse situazioni che ci troviamo a fronteggiare ogni giorno possono essere affrontate utilizzando tutti gli strumenti che il legislatore ha messo a disposizione. E da questo punto di vista l'Arma dei Carabinieri già da diversi anni ha istituito delle sezioni specializzate, noi le chiamiamo sezioni atti persecutori, che sono state istituite presso il RACIS, il nostro raggruppamento di investigazioni scientifiche, si trova a Roma, e queste sezioni sono sostanzialmente formate da personale estremamente specializzato. Abbiamo degli psicologi, del personale con competenze scientifiche che ovviamente svolge attività di studio ed analisi del fenomeno, tutto questo naturalmente per individuare le migliori strategie di contrasto. A questo personale particolarmente specializzato si affianca anche personale che opera sul campo, investigatori che appunto portano a quel tavolo la loro esperienza maturata sul campo. Oltre alla sezione atti persecutori, da 10 anni, quindi dal 2014, è stata anche costituita una rete di monitoraggio nazionale per il contrasto alla violenza di genere, e a questa rete hanno partecipato per la costituzione di questa rete hanno partecipato diversi militari che sono stati appunto inseriti nell'ambito di ciascun comando provinciale, e il compito di questi militari che ricevono una formazione particolare è proprio quello di fornire una consulenza, un supporto quotidiano al personale dell'Arma Territoriale che opera ogni giorno sul campo, e ovviamente anche ad essere degli elementi di raccordo con la sezione atti persecutori, che abbiamo, come ho detto prima, è una articolazione istituita a livello centrale. E questi nostri militari che compongono la rete di monitoraggio, dicevo prima, hanno una formazione specifica, e da ultimo, a seguito di un accordo operativo che l'Arma dei Carabinieri ha siglato con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, ricevono anche una formazione su quelli che sono i comportamenti, sui comportamenti da tenere, sulla psicologia comportamentale, che è un aspetto fondamentale, molto utile per chi si trova a relazionarsi con le vittime di una violenza di genere, e che è chiaro che, lo diciamo anche prima, le parole, il linguaggio devono essere sempre appropriate, e quello che noi cerchiamo di dire ai nostri militari è quello appunto di sapersi relazionare con la vittima, perché una vittima che si rivolge a noi si rivolge per chiedere aiuto, e quindi è importante metterla a suo agio, ascoltarla, evitare di fare delle domande giudicanti,
narranti, evitare di sminuire il proprio narrato. Questo è l'unico modo per poter appunto raccogliere il suo vissuto di violenza. Oltre a questo tipo, diciamo, di formazione, un altro campo fondamentale dove l'Arma dei Carabinieri sta investendo molto è anche quello dell'informazione. L'informazione per noi, e quindi quando parlo di informazione naturalmente mi riferisco anche alle campagne di sensibilizzazione che vengono costantemente svolte, in particolare presso le scuole, ma non solo, anche presso i luoghi di aggregazione e altro. Sono fondamentali perché è solo incontrando i giovani, soprattutto in occasione appunto di queste visite, diciamo, alle scuole, che riusciamo anche a veicolare dei messaggi importanti, che sono quello sicuramente della promozione della cultura del rispetto dell'altro, del rispetto della donna. Quindi in questo ambito noi cerchiamo sempre di fornire un contributo concreto per la diffusione della cultura della legalità. Noi crediamo molto in questa attività di sensibilizzazione e di informazione. Qualche giorno fa leggevo alcuni dati che sono veramente diciamo, da tenere in considerazione. Mi riferisco a quei dati, a quelle, diciamo, percentuali di giovani che sostanzialmente considerano la gelosia o la geolocalizzazione o altre forme, diciamo, di controllo quasi come una forma di manifestazione dell'amore. Ecco, noi quando parliamo con i ragazzi, quando parliamo con i giovani, cerchiamo proprio di veicolare un messaggio opposto, perché è chiaro che questo tipo di comportamenti, la gelosia o il controllo, la geolocalizzazione, non sono mai dei termini che possono essere accostati all'amore. Oltre a queste campagne diciamo, di informazione che svolgiamo presso gli istituti scolastici, abbiamo anche sui nostri canali social pubblicato diverse locandine, video tematici, materiale informativo con l'obiettivo di incoraggiare le vittime a rivolgersi a noi o ai colleghi della polizia per denunciare, quindi per sporgere, diciamo, denuncia e per appunto affidarsi a noi. Quello che diciamo sempre è non solo di venire, di rivolgersi a noi per sporgere denuncia, ma soprattutto di farlo tempestivamente, perché è importante intercettare alcuni diciamo, comportamenti prima che possano degenerare in epiloghi più nefasti. E poi anche sul nostro sito dei Carabinieri esiste una sezione dedicata, cioè, al codice rosso che invita le donne appunto a non rimanere in silenzio. In questa sezione si possono trovare non solo delle informazioni appunto su quelli che sono i reati sentinelle, i reati spia a cui facevo riferimento prima, ma anche i consigli, vengono anche forniti dei consigli utili e soprattutto viene indicato quando e a chi rivolgersi in presenza di determinate situazioni. Abbiamo anche pubblicato uno stampato che noi chiamiamo violenzametro, che è uno strumento che serve proprio per misurare il livello di violenza subita. È una sorta di test di autovalutazione che la vittima può fare da sola e quindi capire, leggendo appunto, diciamo, questo violenzametro, qual è la sua attuale condizione e quindi a quel punto a chi chiedere aiuto e quando soprattutto chiedere aiuto senza perdere tempo. A proposito di altri progetti, volevo soltanto evidenziare un progetto che l'Arma dei Carabinieri ha avviato già da qualche anno, ed esattamente dal 2019, ma che adesso sta prendendo piede e si sta estendendo in diversi, diciamo, comandi. Mi riferisco al sistema Mobile Angel. Non so se ne avete sentito parlare, è un dispositivo, sostanzialmente uno smartwatch che l'Arma ha distribuito in alcuni comandi provinciali alle vittime di violenza di genere. È un dispositivo che si collega, lancia un allarme alla centrale operativa di riferimento ed è dotato anche di sistema di geolocalizzazione. Questo sostanzialmente serve per lanciare tempestivamente un allarme alla donna nelle situazioni di emergenza
e questo allarme può essere lanciato o come dire, premendo un tasto, oppure laddove ci siano delle situazioni che impediscono alla donna di premere, diciamo, questo tasto, il sistema rileva in automatico un movimento eccessivo, un movimento brusco dello smartphone e quindi invia automaticamente un messaggio alla centrale operativa. Immaginiamo una situazione di uno strattonamento, uno spintonamento, quindi in questo caso si attiva automaticamente questo sistema d'allarme. Questo consente alle nostre pattuglie di intervenire tempestivamente, avendo già i dati, le coordinate geografiche sul posto dove è stato segnalato l'allarme. Tenente Colonnello, io le devo chiedere perché abbiamo il sottosegretario che deve scappare. Termino dicendo che questo progetto ha avuto già dei riscontri positivi in termini di aumento della percezione della sicurezza da parte di chi lo ha utilizzato. Concludo dicendo che il contrasto alla violenza di genere è sicuramente credo che rappresenti un po' la sfida del secolo per tutti quanti noi. È importante su questo tema fare squadra, fare rete, scambiare delle informazioni per cercare di individuare le soluzioni migliori. Chiudo con le parole che ha pronunciato il Capo dello Stato il 25 novembre in occasione della celebrazione della giornata contro l'eliminazione delle violenze delle donne. Il Capo dello Stato ha detto: le istituzioni, le forze civili della società devono sostenere le donne nella denuncia di qualsiasi forma di sopruso, garantendo protezione e adeguato supporto. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, ci ha raggiunto, lo vediamo in collegamento da Roma, il sottosegretario del Ministero della Giustizia, Andrea Ostellari, al quale cedo la parola. Bene, grazie a voi, spero che i sistemi funzionino, quindi se non mi fate voi cenno proseguo nel mio intervento e ovviamente ringrazio tutti coloro che hanno partecipato per organizzare questo incontro. Ringrazio ovviamente il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, l'amica consigliere regionale Milena Cecchetto, ma ovviamente tutti coloro che hanno già parlato prima e tutti coloro che rendono questo appuntamento un appuntamento importante per fare alcune riflessioni. Io credo ovviamente come giustizia di essere parte interessata alla necessaria valutazione di alcuni aspetti. Uno dei primi aspetti che ritengo utile ricordare con voi è sicuramente quello che vede la giustizia intervenire nell'ambito dei fatti di cui si è già parlato, quando però il danno è già compiuto, o per evidentemente prevenirlo quando ci sono dei segnali che indicano ovviamente il pericolo. In questo senso il Ministero della Giustizia in particolare, ma il Governo nel suo complesso ha fatto molto in termini di leggi. Penso ovviamente al noto oramai Codice Rosso e alle successive modifiche anche che lo hanno reso rinforzato. Peraltro queste modifiche non sono solo frutto ovviamente della maggioranza attuale, ma sono frutto anche, e questo lo sottolineo in maniera positiva, di interventi che hanno visto il Parlamento e in Parlamento l'unione delle forze, anche quindi dell'opposizione, e questo ovviamente è un segnale assolutamente positivo e che va ricordato. E per fare funzionare però le leggi che abbiamo fatto e che abbiamo rinforzato, ovviamente servono anche strumenti, e per rendere più rapidi anche gli interventi servono le persone.
gli agenti, magistrati, cancellieri, polizia, forze dell'ordine. Io credo che su questo ovviamente ognuno deve fare la propria parte. Noi, guardate, vi do alcuni numeri. In Veneto, ad esempio, arriveranno entro dicembre 177 nuovi agenti di polizia. Basteranno? Ovviamente non saranno, secondo il nostro punto di vista, sufficienti per invertire un trend negativo che abbiamo in qualche modo ereditato, ma un utile segnale, un bel segnale anche in relazione a quello che è necessario fare per il nostro territorio, per le nostre esigenze. Ma serve ovviamente lato giustizia investire anche sui magistrati. E allora a luglio del 2025, quindi il prossimo anno, ci sarà un ampliamento in maniera sostanziale. Un ampliamento era già stato formalizzato nel famoso DDL Nordio, ma raggiungerà la quota di 250 unità in più di magistrati rispetto alla pianta organica attuale. Ci sono, per coprire questa pianta organica, ovviamente in corso numerosi concorsi che vedranno la realizzazione, ovviamente a livello nazionale, della copertura totale delle mancante, ovviamente anche molte volte ricordate, numeri, diciamo, di magistrati necessari. Ci sono 609 magistrati a livello nazionale che sono già entrati a novembre di quest'anno nel cosiddetto periodo formativo necessario per poi il loro esercizio funzionale nei vari tribunali e nelle varie procure. 23 sono già presenti nel nostro Veneto e ci sono ovviamente nuovi concorsi che sono programmati, sono 3 in particolare, uno di 480 posti, gli altri 2 di 400 posti. E poi ovviamente ci sono tutta una serie di ulteriori necessari concorsi che vedono l'implementazione di tutta la famiglia della giustizia, a cominciare dai dirigenti del tribunale, per poi arrivare al tema e le figure dei contabili, per poi arrivare quindi anche a quello dei famosi assistenti giudiziari. Bene, il Veneto poi è, mi piace ricordarlo, regione che pilota per la collaborazione anche col nostro Ministero, perché ad esempio grazie a questa collaborazione abbiamo già assunto 52 assistenti giudiziari grazie alle graduatorie regionali e 27 autisti, figure fondamentali peraltro che servono non per portare in giro qualcuno, ma per fornire il servizio anche di fascicoli che devono essere spostati da una parte all'altra. E questo ovviamente in maniera veloce, in maniera efficiente. E poi c'è un altro aspetto, quindi vi ho parlato dell'aspetto, diciamo così, di maggiore interesse numerico, di finanziamento, di spinta da parte nostra, ma poi c'è l'altro aspetto che forse è ancora più rilevante. Io credo non ci sia solo la giustizia, non c'è solo la polizia, non ci sono solo le leggi. Se parliamo di lotta alla violenza contro le donne dobbiamo ovviamente lavorare a livello culturale e per farlo bisogna impegnarsi come comunità, nelle famiglie, nelle scuole, per insegnare la cultura del rispetto e per insegnare soprattutto che un no è un no e che i rifiuti vanno accettati. Io credo che su questo noi dobbiamo fare una seria e utile riflessione, ma noi tutti come comunità. Io peraltro non sono un sociologo e non voglio entrare nel merito di definizioni lessicali e delle diverse etichette che forse usiamo anche per descrivere
fenomeni, tendenze. Io credo che, e su questo ovviamente rispetto le opinioni e le sensibilità di tutti, ma io faccio una riflessione molto pragmatica, se volete. Io sono un padre come molti di voi. Sono un padre di 2 bambini, entrambi maschi, e mi interrogo quotidianamente sulla loro educazione, su quello che posso fare io da padre e su quello che può fare mia moglie da madre, su quali valori trasmettere a loro e soprattutto su come trasmettere questi valori, perché la sfida educativa credo debba essere efficace e lo sarà efficace se ci continueremo ad interrogare su questo. Io credo che l'interrogazione che dobbiamo fare prima di tutto a noi stessi sia utile per rendere quotidianamente efficiente questa fase educativa. E perché ovviamente farlo? Perché credo sia importante che i nostri figli imparino che non esistono solo diritti, che non esistono solo i sì, le vittorie e le conquiste, ma perché imparino che la vita si affronta con coraggio e con la capacità anche di accettare ciò che non vogliamo. Perché non si può avere tutto per forza e ad ogni costo. E l'altro non è uno strumento a nostra disposizione, ma un dono prezioso con il quale dobbiamo imparare a relazionarci. Io credo che sia fondamentale, ad esempio, guardare a quello che ci viene trasmesso attraverso l'opera che svolgiamo quotidianamente ognuno di noi nel nostro ambito. L'esempio, cioè ciò che serve di più probabilmente anche ai nostri ragazzi è l'esempio che noi possiamo e dobbiamo dare come adulti. Questa io credo sia la vera strada per cercare di porre, diciamo, un elemento ulteriore di riflessione su questo tema che avete voluto ovviamente affrontare voi oggi. Per sconfiggere quindi questa matrice anche che in qualche modo giustifica, no? La violenza. Bene, noi dobbiamo sconfiggere questa matrice e per sconfiggere la matrice ovviamente dobbiamo interrogarci, fare ognuno la nostra parte e cercare di dare buoni esempi. Ben vengano quindi, ripeto, e poi vado verso la conclusione, le leggi e gli strumenti anche tecnologici ovviamente in grado di garantire la sicurezza, ma senza una cultura della condivisione dei doveri, senza educazione in senso di comunità, quella sicurezza sarà sempre traballante e in pericolo. Io quindi vi ringrazio e mi dispiace non essere lì presente con voi, ma insomma questi impegni ovviamente romani ci impegnano anche fisicamente ad essere qui. Però saluto affettuosamente tutti voi e vi ringrazio dell'opportunità. Grazie al sottosegretario, ma non mancherà occasione, l'aspettiamo assolutamente qui in Veneto. È arrivata anche l'assessore regionale alle pari opportunità, Valeria Mantovana, alla quale cedo volentieri la parola. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno colleghi, buongiorno autorità civili e militari che oggi siete qui con noi. Permettetemi però di abbracciare affettuosamente il papà di Giulia, il signor Cecchettin, e anche la consigliere Cestaro, che ha avuto il coraggio in questi giorni di denunciare uno di quelli che purtroppo è un fatto che sembra quasi che non accada alle persone vicino a noi, invece tocca più persone di quanto immaginiamo, e che ha rotto quel tabù secondo il quale se una donna denuncia di aver subito violenza è una donna debole. Io invece ritengo che sia una donna molto forte e io vorrei che facessimo un applauso sia al papà di Giulia che alla nostra collega consigliere Cestaro, che ha avuto il coraggio di dire che ha subito purtroppo violenza.
E lo ha fatto in duplice veste, l'ha fatto anche come amministratore pubblico, perché noi abbiamo anche il compito di lanciare dei messaggi. Quello della violenza di genere è un tema che non è un problema individuale, non è vero che è un problema che riguarda solo diciamo, una persona in particolare, una famiglia in particolare, ma è una piaga di tutta la società. E guardate che prima di arrivare alla violenza ci sono dei campanelli di allarme, ci sono delle azioni che spesso tendiamo a sottovalutare. In particolare uno di questi campanelli d'allarme sono proprio gli stereotipi di genere che spesso diamo per scontate e non gli diamo l'importanza che hanno. Anche quando si dice che una donna è arrivata ad occupare un determinato posto all'interno della società solo perché ha utilizzato delle scorciatoie, vuol dire che stiamo facendo violenza a tutta la categoria delle donne. Anche quando accettiamo che in battuta una collega o un collega possa dire questo, vuol dire che noi in qualche modo stiamo contribuendo a fare violenza. E allora guardate che la violenza che sfocia purtroppo nei casi più drammatici in atti fisici, anche di morte, è accompagnata da una serie di vicende che sono sono subdole. Anche quando noi teniamo in scacco una donna dal punto di vista economico, noi stiamo commettendo atti criminosi nei confronti di tutta la categoria. Ecco perché noi come Regione Veneto abbiamo e vogliamo investire molto in questo. Io penso che uno dei primi passi per riuscire a contrastare gli stereotipi e la violenza di genere è quello di rendere le donne libere, e per essere libere devono essere economicamente indipendenti. Cito ad esempio una delle ultime azioni, il bando pari, sulle quali abbiamo investito 10 milioni di euro, con il quale vogliamo dare un segnale forte. 10 milioni di euro che chiaramente sono sostenuti dal Fondo Sociale Europeo, che ha anche chiara questa finalità. Vogliamo che più donne possano trovare spazio e valore anche nei settori tradizionalmente riservati agli uomini. Vogliamo promuovere un'azione sistemica affrontando il tema della parità di genere in modo articolato e strutturale, non a spot. Vogliamo anche indagare e interrogarci sulle diverse dimensioni che la parità di genere comporta, sperimentare strumenti innovativi per favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, sostenere l'equilibrio tra vita privata e vita professionale. Anche questo, purtroppo, il Veneto, nonostante i dati occupazionali sono migliori rispetto al dato nazionale, abbiamo ancora un problema relativo al tasso di occupazione femminile, e questo ci sta dicendo chiaramente che è un problema che riguarda tutta l'Italia, anche le regioni che sono più virtuose in questo senso. Dobbiamo abbattere le barriere culturali e strutturali che limitano l'occupazione femminile. Con la legge 3/2022 poi ci stiamo impegnando a combattere anche la disparità retributiva e premiare le aziende che scelgono la trasparenza e l'equità anche in questo senso. Per quanto invece riguarda gli atti di violenza carnale, voglio ricordare, questi sono dei numeri drammaticamente importanti, che i report del 2023 ci ricordano che ci sono 4.200 donne sostenute dai 25 centri antiviolenza del Veneto, con tante storie di sofferenza, con tante storie di coraggio che noi abbiamo il dovere di accompagnare. Anche quando noi decidiamo di non voltarci dall'altra parte, quando veniamo a conoscenza che ci sono situazioni di questo tipo che coinvolgono persone che conosciamo, perché io sono stata anche sindaco e anche tanti di voi chiaramente avranno fatto l'amministratore pubblico in questa sala, e guardate che ci sono più casi di quelli che realmente possiamo immaginare. Io fino a che non ho fatto il sindaco non sapevo quanta violenza e quanto comune potesse essere usata ancora contro le donne ad oggi, in un momento dove stiamo parlando di intelligenza artificiale. E quindi io penso che tutti insieme, naturalmente noi abbiamo un grandissimo compito educativo e lo abbiamo tutti, nessuno è esente da responsabilità. Non possiamo affidare alle semplici istituzioni scolastiche questo compito di educare all'effettività, anche se lo dobbiamo incentivare. Noi dobbiamo però riuscire, e in questo siamo assolutamente responsabili, a fare rete, a fare sistema tra tutti gli operatori educanti, a partire dalle famiglie. E soprattutto, guardatemi, io lo dico già da un po', la generazione d'oggi, i giovani d'oggi, stanno dimostrando un approccio alle patologie anche
come posso dire, legate alla depressione o all'ansia da prestazione, che prima erano, non dico che erano più contenute, ma oggi stanno veramente esplodendo. E io penso che questo sia anche il frutto, un mix di quei canoni che questa società sta presentando. C'è un'ansia da prestazione molto importante, per cui se uno fallisce è un fallito per sempre, l'errore non è ammesso. C'è questo mondo finto dei social che vi propinano o che propina ai nostri giovani delle immagini di perfezione che non esistono. E allora quando noi riceviamo un no, una sconfitta, non vuol dire che siamo dei falliti. Noi abbiamo il compito di dire ai nostri ragazzi che il no, l'errore, il fallimento è naturale e fa parte del processo fisiologico di crescita. Per cui quando una donna o qualsiasi soggetto ti dice di no, è no, ma non perché tu sia un fallito, è perché tu devi accettare a volte anche di saper perdere. E noi dobbiamo insegnare questo ai nostri ragazzi. Chiudo dicendo semplicemente questo. Ringrazio il papà di Giulia, perché con molta dignità e molto coraggio, e davvero una compostezza che lascia a bocca aperta, sta continuando sul territorio a portare avanti quello che è un messaggio che tutti noi dovremo in qualche modo supportare. Qui non ci sono distinzioni di appartenenza politica, qui non ci dovrebbero essere polemiche, qui ci dovrebbe essere una voce forte e univoca che parte dal territorio e arriva alle istituzioni. Sì, le leggi servono, sono necessarie, così come l'efficacia di queste, ma senza un lavoro sinergico tra tutti gli operatori che devono garantire l'educazione al rispetto del prossimo e soprattutto l'educazione alla non violenza, tutto questo messaggio e tutta questa energia che promana dal territorio potrebbe anche rimanere inascoltata. Quindi l'appello che faccio è questo: siamo uniti per raggiungere lo stesso obiettivo. Basta violenza alle donne, basta violenza di genere. Grazie. Grazie all'assessore Mantovano anche per la passione che ha messo nel suo intervento, che serve molto. Io chiedo ai prossimi relatori di stare nei tempi. Siamo abbastanza in ritardo sui tempi, quindi chiedo a tutti questa cortesia. Passo subito la parola a Luca Palmieri, dirigente della divisione anticrimine della Questura di Venezia, quindi torniamo a parlare di sicurezze e di strumenti. Grazie per questo importante momento di riflessione, che non è soltanto un momento di riflessione che illumina aspetti della legge o aspetti delle prassi di contrasto alla violenza di genere, ma fonda anche nuovi impegni e illumina anche il nostro impegno di importanti e nuovi valori. La legge 168-2023, che è l'ultima legge fondamentale dettata in tema di contrasto di violenze di genere, è al termine di un percorso legislativo che era cominciato con il Codice Rosso e che, come si diceva giustamente, ha affinato questi strumenti. Il primo approccio della legge è proprio alle misure di prevenzione contro la violenza di genere. Si comincia nella legge dal cercare di prevenire la violenza. E come lo si fa? Lo si fa attraverso un provvedimento che il questore, coordinando e coordinandosi con le altre forze di polizia, può emettere, che è quello dell'ammonimento, con cui l'autore di una violenza o colui il quale tenta di commettere una violenza, anche semplicemente con il linguaggio, perché ovviamente il linguaggio precede la violenza stessa e alle volte tende a giustificarla, questa persona può essere oggetto di un provvedimento amministrativo molto importante di prevenzione e di dissuasione dei propri comportamenti. La esperienza che abbiamo sul territorio, che non è soltanto un'importante esperienza di polizia giudiziaria, ma anche un'importante esperienza di prevenzione, mi consente anche in questa sede di trasmettere e condividere i messaggi che le donne vittime di violenza ci chiedono che vengano condivise. Le donne vittime di violenza ci dicono che il percorso, anche dopo la denuncia, è un percorso duro, è un percorso vero, è un percorso che le scava profondamente. È notizia di questi giorni che una donna vittima di violenza ospitata presso una casa di rifugio si è suicidata. Non è semplice evidentemente il percorso di una fuoriuscita. Una volta una donna mi segnalò proprio all'inizio della mia carriera, mi disse: dottore, ma lei sa il coraggio che ci vuole per entrare in un commissariato o in una stazione di carabinieri e denunciare l'uomo della tua vita? È evidentemente una scelta coraggiosa e a queste donne dovremmo dare il più alto riconoscimento civico,
proteggerle in tutte le fasi successive anche del processo, perché il processo è drammatico, perché rincontri lui nelle sale giudiziarie. Noi abbiamo scortato, abbiamo seguito e siamo rimasti in contatto con donne vittime di violenza che hanno rincontrato il proprio carnefice all'interno di un'aula giudiziale e sono state minacciate in presenza di giudici. Io sono entrato nelle carceri a notificare i provvedimenti di ammonimento a persone che erano state arrestate e che hanno detto: ma dottore, che mi dice? Lei mi ha fatto del male e io ho restituito il male. Non riuscivano a rielaborare quello che era successo, non avevano i termini e le parole per spiegare a se stessi, anzitutto, che cosa avevano fatto. Non riuscivano ad andare al di là di una risposta violenta che in qualche modo gli sembrava potesse essere giustificata. È assolutamente necessario seguire le donne e accompagnarle non soltanto nella fase fondamentale della denuncia, perché la denuncia serve soprattutto a loro, a noi tutti, per capire che quella situazione non è meritata. Sembra una ripetizione, ma le donne vittime di violenza ci dicono: io ho ripreso a vivere quando ho denunciato, perché di fronte a me ho trovato una poliziotta che mi ha detto vada avanti e non si giri indietro. E io sono entrata nel centro antiviolenza e da lì ho la sensazione di aver salvato la mia vita e quella dei miei figli. Non dimentichiamo che all'interno di queste violenze ci sono i figli, ci sono i minori. Io ho notificato numerosissimi provvedimenti di prevenzione a carico di soggetti di baby gang, di leader di baby gang, ragazzi che a 17 anni avevano usato un coltello contro le forze dell'ordine, che avevano fatto stupro di gruppo a 17 anni. Ho incontrato le loro madri perché la legge consente la notifica delle misure di prevenzione solo in presenza dei genitori. Le madri mi hanno detto: si rivolge a me e mi insulta con lo stesso linguaggio con cui mi insultava il padre. E quando io gli ho detto: guarda che tuo padre l'abbiamo mandato via perché era violento nei miei confronti, lui ha risposto dicendomi: ma quello era mio padre, non posso rinnegarlo, come hai fatto tu. Per me rimarrà lui l'esempio. Allora capite che non è finita col processo. Anzi, anche il processo, bisogna aspettare, attendere la donna, avere nei suoi confronti un rispetto enorme e un'ammirazione senza fine. Non dimentichiamo che la decisione di prendere una denuncia con cui si arriva davanti a un poliziotto, a un carabiniere che non si conosce per denunciare il proprio marito, è una decisione importante. La donna deve capire di essere vittima di una violenza. La vittima alle volte ha difficoltà a capire che siamo vittime di violenze, perché vivono una situazione in cui l'amore tende a camuffarsi, tende ad autogiustificarsi. Una volta una ragazza di 16 anni mi disse: ma io dottore non posso denunciare il mio fidanzato perché all'inizio era buono. E lui mi dice: se sono cambiato e all'inizio era buono, la colpa è tua. Perché io poi, vedi, anche quando ti picchio, poi torno a chiederti perdono. Gli abbiamo detto, e abbiamo utilizzato questa esperienza per comunicarla a tutte le scuole, non è mai cambiato, è stato sempre lo stesso. Solo che all'inizio si è presentato in quel modo e poi è cambiato e poi ha voluto palesarsi per quello che era, ma dall'inizio. Non ci sono fotografie diverse di uno stesso rapporto, c'è solo una persona che all'inizio si è comportata così. E l'altro messaggio che veicoliamo alle vittime, siano esse le donne vittime di violenza, i figli di famiglie dove ci sono stati femminicidi, che tuttora portano impresse. Un ragazzo mi disse: non riesco ad amare nessuno. Allora è evidente che il percorso è ampio, è estremamente, ci coinvolge profondamente in prima persona. Le forze dell'ordine certamente, che sono i recettori per le strade, i centri antiviolenza. Non è soltanto un'intesa col centro antiviolenza. La legge giustamente, su proposta delle nostre direzioni centrali della Polizia di Stato, dice che il contatto con i centri antiviolenza è un contatto istituzionale. Occorre averlo. Quando notifichiamo un ammonimento, informiamo la vittima del centro antiviolenza e se dai dubbi la accompagniamo nei centri antiviolenza. È un supporto fondamentale che ci aiuta e ci illumina anche su alcuni aspetti di fuoriuscita della violenza, che sono fondamentali, che aiutano. Le case rifugio di Venezia ospitano anche donne con bambini. Ospitano anche donne, purtroppo in alcune circostanze, che non sono riuscite a rimanere nei centri antiviolenza, perché la famiglia di provenienza l'ha chiamata e gli ha detto: torna a casa e non rovinare la tua famiglia. Quindi c'è sempre un capovolgimento della verità dei fatti ed è per questo
che il sostegno è fondamentale, anche nelle fasi successive, anche dopo il processo, perché giustamente una persona che aveva subito una violenza molto grave mi ha detto: io non ho risolto la mia vita vedendo il mio marito condannato, anzi, se riuscite tramite i centri antiviolenza a recuperarlo, io sono la prima a essere contenta, perché comunque io non riesco a odiarlo. Questo messaggio è fondamentale e da questo messaggio traiamo linfa per il nostro impegno. È fondamentale non dimenticare che c'è un percorso, ed è sempre un percorso di sofferenza, che inizia, i processi sono lunghi, il sostegno economico è fondamentale, la fiducia è assolutamente fondamentale, perché come ripetiamo in tutti i nostri collaboratori, non è la querela di uno schiaffo, è la querela del 101esimo schiaffo. Moltissime delle donne vittime di violenza che entrano nei nostri uffici ci dicono: l'ho fatto per mio figlio, perché è stato mio figlio o mia figlia a dirmi: guarda mamma, non giustificare papà, perché quello prima o poi ammazza te. Quindi fallo, denuncialo. E questo è l'inizio di un percorso, ma è un percorso di sofferenza, è un percorso di difficoltà. Dobbiamo riconoscere queste situazioni e dobbiamo trarre da queste, essere all'altezza dell'impegno a cui siamo chiamati, che non si riduce in poco, ma che ci consente ci deve consentire, ci deve obbligare a seguire queste persone in tutto il proprio percorso. Ricordiamo i minori che hanno vissuto queste situazioni di violenza e che non riescono a uscire perché ne sono intrappolati. Non è facile quando tuo padre e tua madre hai visto che cosa accadeva fra di loro, hai paura di ripetere questo stesso esempio anche nella tua direzione successiva. Non sarai mai libero. Ed è per questo motivo che è assolutamente fondamentale fare quella rete a cui si parlava prima. È coessenziale al contrasto, perché il problema è nostro e su questo problema si fonda la scommessa costituzionale in cui abbiamo detto che daremo ai nostri cittadini un'esistenza libera e dignitosa. Grazie. Nel presentare il prossimo relatore lancio una provocazione. Lunedì ero in una scuola media e una ragazzina di terza media, parlando di violenza, ha chiesto: ma come fa una donna che è vittima di violenza, magari con i figli a casa, ad avere il coraggio di uscire e andare a denunciare? Questa ragazzina si poneva questo enorme problema che appunto abbiamo sentito forse è la cosa più difficile. Passo la parola ad Alessandro Moscatelli, presidente degli Ordini degli Avvocati di Vicenza. Buongiorno, grazie dell'invito al Consiglio regionale, al Presidente Ciambetti, alle consigliere che hanno preceduto il mio intervento e soprattutto alla consigliera Milena Cecchetto. Ci sono dette tante cose, il mio ruolo non è semplice perché gli avvocati difendono le vittime ma difendono anche i carnefici. Il diritto di difesa è uno dei pilastri della nostra legge fondamentale, dobbiamo preservarlo a tutti i costi perché caduto quello cade uno dei pilastri della nostra architettura costituzionale. Detto questo, parlando quando mi capita di temi legati al codice rosso o alla violenza, io identifico sempre un prima e un dopo. Noi avvocati veniamo sempre coinvolti quando il tema è già scoppiato e pertanto il lavoro che dobbiamo fare non è certamente un lavoro semplice. Io lo dico sempre a tutti i miei iscritti: si devono evitare denunce strumentali che riportano all'interno del processo penale vicende civilistiche che devono avere un ambito civilistico. Su questo gli avvocati hanno una responsabilità, la devono smettere con questo malcostume. Io ritengo che le vittime e i carnefici sono i nostri clienti. E un ultimissimo accenno alla difesa. La difesa dell'orrido, la difesa di colui il quale è indifendibile agli occhi dell'immaginario collettivo, è proprio il momento in cui si annida e si deve annidare
il nostro lavoro e il diritto di difendere anche quell'ultimo labile, l'esile diritto che ha l'orrido. Si devono evitare strumentalizzazioni, le istituzioni, soprattutto in questa terra, fanno moltissimo. Le procure della Repubblica, i carabinieri, la Polizia di Stato, tutti fanno moltissimo. Vi do dei numeri della mia provincia, che sono quelli che conosco a memoria. La nostra Procura della Repubblica è formata da 15 sostituti, 5 sostituti sono dedicati al tema Codice Rosso. I carabinieri hanno delle strutture assolutamente specializzate. La velocità con cui vengono emessi i provvedimenti cautelari è ormai enorme. Siamo tutti, come dire, legati successivamente ad una rete che rispetto ad altre zone del territorio nazionale funziona molto bene. La Regione ha fatto molto e continua a fare tantissimo da questo punto di vista, attraverso le aziende sanitarie locali che hanno protocolli d'intesa con gli ordini degli avvocati e hanno, come dire, dei canali diretti con la polizia giudiziaria. Ci sono norme, ci sono uomini, ce ne saranno molti di più, come abbiamo sentito dal sottosegretario, ma se voi vedete i numeri continuano a crescere e per quante persone noi mettiamo, per quante norme noi mettiamo in questo settore, non risolveremo mai il tema se non entriamo, e ho avuto molto piacere di sentire questa mattina sia dall'assessore alle pari opportunità che dal sottosegretario, il tema fondamentale. E qui mi tolgo la giacca dell'avvocato e mi metto quella di cittadino e mi metto quella di padre di un ragazzo e di una ragazza. A costo di essere noioso, noi dobbiamo capire che il tema è un tema di tipo educativo e come tutti i temi di tipo educativo hanno necessità di sedimentare all'interno dell'immaginario collettivo e all'interno della nostra società. Non riusciamo a risolvere questo problema con uno schiocchio di dita. Non è possibile farlo e ce lo dobbiamo dire, ma dobbiamo partire dalle basi, dai ragazzi. Ed è stato centrato il tema sia da parte dell'assessore che da parte del sottosegretario. Viviamo in una società in cui il no e la sconfitta è una, somatizzazione, è una sconfitta a tutto tondo di una vita e dobbiamo essere noi i primi a dire ai nostri figli che nell'arco di una giornata uno bravo, che si impegna, che fa tutto giusto, sbaglia metà delle cose che fa. Uno bravo, uno magari un po' così, ne sbaglia molte di più, ma l'errore, il no, l'essere rifiutato non significa essere un essere, inferiore o non significa essere sconfitto per il resto della nostra vita. Ma accanto a questo noi dobbiamo avere chiaro un concetto, che non sta passando, che la donna è un essere libero di vestirsi come vuole nelle occasioni pubbliche, private, libero di dire quello che vuole, di dire anche no. E se questi concetti non passano nella testa dei nostri ragazzi, noi non riusciremo mai a fare un passo avanti nella nostra società. Io ho un maschio e una femmina, sono più preoccupato per l'educazione che devo dare al maschio che per l'educazione che devo dare alla femmina. Alla femmina cerco di dare delle dritte protettive, al maschio devo andare in profondità, ma quando hanno i social media che mercificano il corpo della donna, la visione della donna quotidianamente, noi dobbiamo anche dal punto di vista legislativo
porci un tema, e ve lo dico da liberale. È il tema di bloccare sta roba o continuiamo ad avere accessi a siti pornografici a 12, 13, 11 anni? È un tema che ci dobbiamo porre e dobbiamo porlo dal punto di vista educativo. Ha detto bene il signor Cecchettin, è l'impegno e le relazioni interpersonali. Da lì dobbiamo partire. Da lì dobbiamo partire tutti all'interno delle nostre case, perché è quello che possiamo fare già quando ci sederemo a cena questa sera con i ragazzi. Ed è proprio una rivoluzione culturale che noi dobbiamo mettere in piedi. E devo dirle che lei sta facendo molto, lo sta facendo con un tono e con una caratterizzazione che da cittadino mi apre il cuore, perché noi abbiamo sempre più bisogno di figure miti ma decise come la sua. Grazie a tutti e grazie per l'invito. Grazie, io aggiungo solo un dettaglio tecnico, arriveranno tra poco con dei fogli e delle penne, verranno distribuiti se volete fare delle domande finali. Ora abbiamo gli ultimi 2 relatori, quindi vi chiediamo di scrivere le domande, cerchiamo quindi di restringere un po' i tempi e quindi se potete scriverci le domande poi cerchiamo di raccoglierle e di portarci verso la fine di questa mattinata. E quello che ha detto il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza è assolutamente utile per passare la parola poi a Loredana Daniela Zanella, Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, proprio perché vogliamo parlare di cultura e di educazione a partire dai più piccoli. E chiedo anche a Loredana, che conosco personalmente, se ci può anche spiegare, perché spesso si fa confusione tra quello che è la Commissione regionale Pari Opportunità e le consigliere di parità. Sì, colgo la domanda. Innanzitutto volevo esprimervi che la Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto, che io rappresento oggi, è onorata di essere presente a questo importante appuntamento. E ringraziamo la consigliera Milena Cecchetto per l'invito, ma tutto il Consiglio e tutta la Giunta. Un ringraziamento particolare e anche un saluto particolare, un abbraccio proprio a Gino Cecchettin, che è un abbraccio a Giulia, e non solo a Giulia, ma a tutte le donne che hanno subito violenza. La violenza, guardate, non è un problema degli altri, non è un problema della vicina di casa, non è un problema di quella ragazza che ha subito. La violenza è un problema di tutta la società, di tutti noi che siamo anche seduti qui oggi. Il grande passo avanti lo possiamo fare rendendoci conto che tutti dobbiamo fare qualcosa per risolvere questo problema. A questo proposito cito uno slogan che è stato coniato dalla Consulta degli Studenti, che dice: nulla cambia se non cambi tu niente. Quindi ci chiama proprio in forze a fare anche noi il nostro dovere di cittadini, cioè di prendere coscienza che la violenza è un problema di tutti, perché solo così si potrà produrre il cambiamento. Si potrà produrre, ovviamente, costruire una mentalità nuova, libera dalla violenza. E noi della Commissione, lo sappiamo bene, dobbiamo agire sui giovani. A questo punto, proprio a settembre del 2023, è partita la costruzione di un progetto con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova, con la dottoressa, professoressa associata Barbara Segatto, che è proprio destinato un percorso formativo sui temi dell'accettazione e del rispetto dell'altro e delle sue differenze, indirizzato agli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primarie della Regione Veneto. Accanto alla famiglia, la scuola da sempre gioca un ruolo importantissimo, perché anche la scuola è un luogo di formazione integrale dell'individuo, dove
sviluppare il proprio sé e le relazioni con l'altro, che sono alla base di relazioni che si possano poi dire sane. Le tematiche dell'educazione all'affettività sono già previste all'interno dei programmi ministeriali, ma oggi sono ancora sviluppate all'interno di progetti sperimentali che sono costruiti ad hoc. Basti pensare a quello che fanno appunto la Polizia di Stato, i Carabinieri, i centri antiviolenza che vanno nelle scuole proprio a portare questi corsi di formazione, ma non hanno una collocazione stabile all'interno della proposta didattica. Quindi è fondamentale dal nostro punto di vista trattare questi argomenti in modo continuativo nelle scuole. Non è possibile che ci siano delle scuole che fanno questi progetti grazie appunto a queste persone che dall'esterno poi li portano all'interno, che ci sia una scuola che li fa e 5 no. Io ho bisogno che tutte e 6 le scuole facciano questi progetti. A partire dalla scuola dell'infanzia, che sembrerà, mamma mia, sono piccoli, non è vero. I bambini iniziano dai 3 anni d'età a formare la propria identità e quindi solo attraverso un'azione continua e lineare, proprio con un intervento in modo incisivo e trasformativo, noi potremmo costruire dei contesti di socializzazione che consentano di costruire relazioni positive e collaborative, prevenendo ogni forma di violenza negli ambienti educativi e familiari e sensibilizzando alle differenze e al rispetto reciproco. Signor Cecchettin, ha ragione, noi vogliamo che nelle scuole si insegni anche l'amore. Grazie. Non ho risposto. Non hai risposto alla domanda, no, perché si fa spesso confusione per quello. Ecco, la consigliera di parità è nominata dal Ministero del Lavoro e si attiene proprio a quelle che sono le molestie in ambito lavorativo, che non siamo noi commissarie di Commissione Pari Opportunità. Grazie. Grazie mille, perché anche questo è importante. Passiamo all'ultima relazione di questa mattinata. Ho il piacere di dare la parola a Mariangela Zanni, Presidente del Centro Veneto Progetti Donne. Buongiorno a tutte e a tutti e ringrazio anch'io per l'invito del Consiglio regionale e soprattutto della consigliera Cecchetto. Sono anch'io felice e emozionata che ci sia qui anche Gino Cecchettin, perché le sue parole e quelle della figlia Elena per i centri antiviolenza hanno significato molto da un anno a questa parte. Hanno significato in termini di consapevolezza delle donne, perché abbiamo visto i dati stanno continuando ad aumentare in termini positivi. Significa appunto che le donne trovano la forza, il coraggio e soprattutto trovano fiducia nei centri antiviolenza per raccontare quello che stanno vivendo nella maggior parte dei casi dentro le loro relazioni intime. Però c'è anche una consapevolezza della società e della comunità che i centri antiviolenza lavorano da 30 anni e devo dire che io sono da 15 anni al centro, non avevo trovato prima. C'è una consapevolezza nel parlare con le persone, un riconoscimento anche appunto che già parlare di stereotipi in una sede politica è un traguardo importantissimo. È un segno che forse qualcosa sta cambiando a piccoli passi, perché anche quando parliamo di educazione forse dobbiamo capire di che tipo di educazione stiamo parlando. Quando parliamo di educazione all'affettività e di educazione alla sessualità dobbiamo renderci conto che appunto è vero ci sono i percorsi ma non sono obbligatori nelle scuole e c'è bisogno forse di renderli obbligatori senza appunto pregiudizi o stereotipi anche rispetto a questo. Quindi devo dire che appunto per noi centri antiviolenza, che tra l'altro oggi siamo qui anche in una rappresentanza nutrita, vedo le colleghe operatrici dei centri, è cambiato molto da un anno a questa parte.
Però devo dire che quando c'è stato nel 2013 la prima legge regionale che ha riconosciuto appunto la nostra esistenza come centri antiviolenza e case rifugio, che è la legge 5 del 2013, anche allora ci fu una diciamo, trasversalità a livello del Consiglio, dentro il Consiglio, nel votare all'unanimità quella legge che di fatto riconosceva non solo il grande lavoro trentennale di questi presidi, di questi luoghi nati proprio dalle donne per le donne, ma anche cominciava a riconoscerne il dovere da parte della politica di finanziarli. E quindi dal 2013 ad oggi, un po' alla volta, grazie anche dei finanziamenti nazionali, i centri antiviolenza, di cui numeri abbiamo sentito prima dalle due assessore alle pari opportunità e al sociale, l'assessore Lanzarina e la nostra, diciamo, referente per quanto riguarda tutte le politiche che riguardano i centri antiviolenza e le case rifugio, appunto in questi anni hanno ottenuto dei finanziamenti per poter andare avanti. Finanziamenti che però, devo dire, ancora sono insufficienti per realizzare tutto il grande lavoro che c'è dietro il funzionamento di un centro antiviolenza. L'avete sentito anche nei discorsi che mi hanno preceduto. Noi lavoriamo in rete con il territorio quando la donna in qualche modo ci consente di metterci in relazione con tutti i servizi, perché il centro antiviolenza è un luogo diverso e differente da tutti gli altri servizi istituzionali. Questo perché? Perché intanto i centri nascono dal movimento delle donne, appunto dalla consapevolezza che le donne hanno preso negli anni '80 rispetto a questo fenomeno e hanno realizzato una metodologia che è quella della relazione tra donne, che si basa proprio sul principio cardine della privacy e della riservatezza e del fatto di lasciare alla donna la scelta su quello che lei vuole fare rispetto anche al suo percorso di fuoriuscita dalla violenza. Quindi la scelta se sporgere o meno querela, se rivolgersi o meno appunto a uno degli altri presidi del territorio. È chiaro che le operatrici dei centri sono formate in termini sia legali che anche psicologici. Molti centri, tutti i centri hanno delle operatrici psicologhe, psicoterapeute, avvocate, educatrici, assistenti sociali, quindi ci sono delle professionalità alte nei centri che però appunto lavorano con una lettura della violenza che è quella che abbiamo anche sentito oggi più volte, quella di metterla dentro un contesto culturale che non è solo individuale, quindi che riguarda quella donna e la storia che quella donna ci sta portando, ma che la completa dentro un contesto culturale dove c'è un profondo squilibrio di potere e una discriminazione strutturale che riguarda le donne. Questo quindi appunto è quello che si fa nei centri antiviolenza, un percorso di consapevolizzazione della donna. Diceva prima il questore, le donne spesso non sono consapevoli di stare subendo una violenza e tantomeno un reato. Nei centri antiviolenza e a volte anche in collaborazione con la rete si fa anche questo, si dà un nome a quello che appunto viene chiamato molte volte in altro modo, un carattere sbagliato del marito, o sei tu che in qualche modo lo hai provocato e hai tu un carattere troppo irrequieto e irascibile. Ecco, tutto questo viene ricondotto a quello che è invece il fenomeno di cui stiamo parlando oggi. Le donne le accompagniamo nei centri antiviolenza in un percorso appunto di sostegno psicologico, di consulenza legale, anche di accompagnamento alle pratiche legali, anche dentro i tribunali. Abbiamo sentito quanto è difficile per le donne appunto poi mantenere saldo il percorso di fuoriuscita dalla violenza. Spesso le accompagniamo anche in accoglienza dentro le case rifugio insieme alle loro figlie e i loro figli. Nella maggior parte delle volte sono bambini piccolissimi, piccoli, che frequentano le scuole elementari, e le accompagniamo in un percorso che mira a renderle autonome anche economicamente, perché la maggior parte di queste donne purtroppo non ha un reddito che permette loro di essere autonome per potersi poi pagare un affitto. Quindi facciamo anche un'attività di orientamento lavorativo e di ricerca poi di un'abitazione nel momento in cui appunto le donne devono uscire dalla casa rifugio. Sembra un lavoro così molto tecnico, in realtà
diciamo, prevede un'attività di relazione e di contatto continuo con tutto il territorio, in particolare con i comuni, che sono chiamati anche proprio per Costituzione a diciamo, prendersi carico di questi fenomeni, ma anche con i pronto soccorsi, quando appunto le donne hanno bisogno poi di essere accolte dal punto di vista della parte sanitaria, e con tutte le ULSS, collaboriamo con tutte le ULSS del territorio. Ecco, è un lavoro però che richiede, oltre alla grande professionalità di cui vi ho detto, anche un grande impegno, e qui è quello che dove può entrare in gioco l'impegno politico, è quello di prevedere che appunto questo lavoro ha un costo che ad oggi l'Istat ci dice viene finanziato dalla istituzione pubblica con €1 al giorno per ogni donna accolta. Ecco, io penso che questo, nonostante appunto gli aumenti che sono stati fatti a livello sia regionale sia nazionale, non basta. C'è bisogno veramente di prendere responsabilità, maggiore responsabilità. Oggi le parole che ho sentito mi hanno veramente riempito il cuore, perché c'è una grande sensibilità. Io penso che debba esserci anche però adesso il momento della responsabilità, e far sì che questo fenomeno diventi una priorità dentro l'agenda politica anche della nostra regione, anche attraverso un finanziamento adeguato che permetta veramente di riconoscere le professionalità e soprattutto di riconoscere appunto la dignità e il diritto alle donne di vivere delle vite libere e dignitose. Grazie. E a proposito di sensibilità, prima di raccogliere le vostre domande, perché siamo veramente in chiusura, abbiamo sforato moltissimo con i tempi, c'è Margot Bassi in sala, eccola qui, se vuoi magari venire verso il centro anche della sala, perché se avete visto c'è una sedia rossa al centro con una valigia. Questa valigia è stata protagonista sabato di un flash mob a Vicenza in Piazza dei Signori, la valigia di Caterina se non sbaglio. Questa valigia è stata realizzata da Margot, e Margot la vuole regalare a Gino Cecchettin e alla Fondazione Giulia, perché appunto nella valigia c'è proprio l'immagine di Giulia. Se vuoi, Gino, ecco. Se vuole, facciamo anche così una foto. Grazie mille anche per questo dono. Aggiungo una cosa importante, la Commissione Pari Opportunità, appunto, Loredana Zanella che ha parlato prima, affiderà proprio oggi, appunto in questa occasione, il progetto al Consiglio regionale per il finanziamento, in modo che gli insegnanti possano poi accedere al progetto. Io leggo sul momento le domande, spero di riuscire a leggere le scritture. Bolzon Maria Teresa chiede e specifica questo: ritengo importante il 15-22 da inserire in tutti i comuni. Mentre Sonia Bardella di Donna Chiama Donna dice questo: il problema dei minori esposti direttamente e indirettamente alla violenza, che indicazioni dà la Regione a questo proposito? Daniela Rossettini, danza, educatore, insegnante di danza. Abbiamo parlato molto di rispetto, pongo una provocazione: non pensate che il rispetto per l'altro deve prima di tutto partire dal rispetto di se stessi e del proprio corpo, che veicola molte delle nostre emozioni? Nella scuola il lavoro corporeo è relegato ad un ruolo marginale, non potrebbe aiutare ad accettarsi e quindi ad accelerare, immagino, i processi di relazione più sani? Io ve le leggo tutte intanto. Annalisa Zanon, presidente Donne Medico di Vicenza: è importante implementare la conoscenza della medicina di genere, che è importante strumento per il contrasto della violenza sulle donne. Qual è? Può essere il pensiero e aiuto della Regione.
Quindi io non so se qualcuno può rispondere alle 2 domande, forse anche 3, quindi i minori e quindi l'impegno della Regione rispetto ai minori che direttamente o indirettamente sono vittime a loro volta, un po' il lavoro sul corpo anche nelle scuole come rispetto di se stessi prima di tutto, e poi la medicina di genere. Loredana, sì, prego. Per la medicina di genere volevo solo ricordare che la Commissione Pari Opportunità, in collaborazione con la Commissione Provinciale di Vicenza, la Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto, ha finanziato proprio un convegno sulla medicina di genere in settembre del 2023, dove si sono toccati molti aspetti proprio della medicina di genere, e abbiamo anche trascritto tutti i dati, tutti gli interventi del congresso in un fascicolo che abbiamo anche lasciato proprio qui in Consiglio regionale. Quindi la Commissione Pari Opportunità c'è stata anche per la medicina di genere. Non so se qualcuno vuole rispondere all'altra domanda, quella sui minori e un po' sul lavoro sul corpo all'interno delle scuole, se no rispondiamo magari in altra sede. Io ringrazio davvero tutti i relatori che sono intervenuti, ma anche a tutte le persone che sono qui in sala, che so che fanno parte di questa rete così importante, ma come abbiamo detto in realtà ognuno può far parte di questa rete con piccoli anche gesti quotidiani. Io lascerei la parola in chiusura a Milena Cecchetto, appunto, che è stata un po' l'organizzatrice di questo incontro, alla quale cedo volentierissimo la parola e la ringrazio. Io ringrazio tutti. Sono entrata emozionata, esco peggio, perché comunque è stato eccezionale secondo me questo mini convegno, perché abbiamo sentito dei punti di vista diversi. Spero che questo Consiglio abbia l'occasione di portare avanti altre iniziative che io e Vanessa abbiamo in mente, e quindi appuntamento alla prossima puntata. Ringrazio Gino, hai capito che questo Consiglio è a tua disposizione, è casa tua, quando vorrai, se vorrai, siamo sempre qui. Grazie a tutti, buona giornata.